Buonasera, ben ritrovati. È già passato un anno, sembra ieri, ci sono dei microfoni sparsi qua e là in questo palcoscenico. Con chi ho il piacere di parlare? Parto io. Chi è che ha raffreddore di voi due? No, perché sento come Pino Silvestre, delle cose. No, È il profumo per la gola. Ah, ecco. Niente di grave, tutto bene. No, pensavo fosse qualcos'altro. No, niente. Sentite, Sì, prego. parliamo un po' di voi in gran velocità perché altrimenti qualcuno dietro le quinte, che è Miranda Arnosti, nonché direttrice artistica del festival, mi picchia. Cosa possiamo raccontare velocemente? Vi siete conosciuti qui sul palco qualche anno fa o è nata altrove? In sala prove, eravamo un gruppo grande, tipo 10 persone, e sentendoci cantare abbiamo capito che insieme potevamo fare qualcosa di più professionale, ecco, diciamo. E quindi è nato questo connubio, questo duo artistico. C'è una scelta musicale che fate nel vostro percorso artistico? In realtà la scelta musicale è abbastanza vasta, possiamo dire, però questa volta abbiamo deciso di cambiare il genere che generalmente facciamo, per cui ci siamo un po' buttati sulla dance, su qualcosa di un attimino più... Mentre per quelli che non vi conoscono, che cosa facevate? Quindi un po' più melodico, forse? Un po' più melodico, sì. Italiano anche Italiano, se inglese, entrambe le cose comunque. Di chi è questo brano? Questo brano è di Nio, Sì? e il titolo è Closer. Close. Bene, per noi gli Event Horizon. Grazie. Turn a light on this place, and she shines
Horizon, Si sono anche presentati da solo. perché hanno sentito che noi eravamo un po' Si stanno allargando i concorrenti. Specialmente Cristian. Via? sono equilibrati, Via. qui si allarga e qui si restringe. Allora, proprio due. C'è qualcuno che ti conosce per cognome? Che fan. Pensavo che uno si chiamasse Event e l'altro. No? No? Non è così? No, vabbè. Allora, voi cantate una canzone che si intitola Closer, l'autore? Dio! Però in realtà c'è molto del vostro zampino in questa canzone, vero? Soprattutto nei testi e anche negli arrangiamenti. Diciamo che sia nell'arrangiamento della base sia nel testo abbiamo messo del nostro. Comunque fa parte comunque della categoria editi. Io vi lascio, buona fortuna anche a voi. Grazie. Taste it on my tongue. She's the sweetest ecstasy. The more I get, the more I want. She wants to hold me. Come closer. She said, come closer. And I just can't pull myself away out of her spell. I can't break. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. And I just can't bring myself away, but I don't want to escape. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. Ti sento più vicina, riesco a liberare tutta l'energia che rende forte un uomo. Non avverto il senso dei confini che nascondono la mente, ma sento più forte la paura del mondo. Sento il battito, perdo il self-control. Puoi fermarmi, no. Fare finta che non c'è, e fingere di vivere.
Grazie. Gli Event Horizon. Allora, devo parlare di cose serie. È un po' difficile dopo questa performance. Copritevi per favore, copritevi, ci sono dei bambini. Ogni sera c'è una, ci sono dei bambini. C'è una sorpresa. Mamma mia. Allora, premio deciso da tutta la giuria naturalmente, certo. Premio della critica per l'edizione 2013 ad Andrea Dalla Piazza. Direi di passare al sindaco per la foto di rito. Vincitrice dell'edizione 2013, brano edito, è Marina Bettiol. Prima di arrivare all'Olimpo se ne è inventato un altro, Se ne è inventato un altro di premio, questa sera sarà solo menzionato, poi farà avere... Verrà stampato e consegnato. Come al solito. Lei però maestro non può sorprenderci ogni anno con questi premi perché ci coglie a tradimento, allora per l'interpretazione e l'originalità dell'arrangiamento, premio speciale, verrà consegnato in un secondo momento, agli Event Horizon. Per adesso solo una stretta di mano, pronti per eleggere il vincitore dell'edizione 2013 del Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto, brano inedito portato al successo, è il caso di dire, da Vita Cultura. Un passo avanti a questo gruppo